Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro, con cui ci si riesce appunto, ad esempio, a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto. E potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione. Oggi non arriva la sigaretta. C'hai solo la mondezza, mo vengo. Ti sembra il tipo da prendere per il culo a quest'ora? Oh, Oggi mi sento la grasta, non è che quando sopra si No, lamentano. no, fammi capire, ti sembra il tipo da prendere Poi per si il sta culo pazzo questa io. sera? Oh, ma è quello là che ha Sto ucciso a me, nervoso, ragazzi. È stasera, quello là perché che ha mi prendi ucciso a per il me. culo, fra? Lo Ce lo so. squad. e levi pure, No, no, tu mi levi stai pure prendendo per il cappellino. culo, tu non la Levi pure vuoi qua. cappellino. E va bene, no? Che cos'è che hai detto tu? Levi pure cappellino, levi. Aspetta un attimo. Che c'ho voci nella testa, aspetta un attimo. E che voci tieni? Ah no, Prendi meno pillole. Prendi meno pillole. aspetta un attimo. E mo ragioniamo come dobbiamo ragionare. Prenditi meno pillole e vedi che le voci non senti più. Fammi capire una cosa, cos'è che hai detto? Levi di cappello. E Io mi pure la devo, chiave, che mi sa che vedi brutto. io mi devo levare il cappello. E pure la chiave, che mi sa che vedi brutto. Frate, non Frate. sbagliare, frate. Ma ci ti conosci, frate? Ma tu chi sei qui? Io. Io conosco il padrone, non conosco questi stronzi che stanno dietro. Oh, Ci vedi tu. Ma ci vedi? Ma mi sentire la macchina per avanti, ma. cos'è che vuoi? Ma sentire la macchina per avanti. Andiamo, andiamo. Questo. Dove stanno? Là in fondo. Come no, ascoltami una cosa, ascoltami. Oh, mi fai parlare pure a me o parli solo tu? Sto dicendo quello che ho visto io. Tu non sai nemmeno quante volte vengo io all'officina tua a farmi aggiustare le macchine. Ma tu pure se sei venuto 1000 volte, sicuramente No, l'ho no, fatto no, pure gratis i lavori. no, non mi fai Perché gratis qua un cazzo, nessuno... io ho sempre pagato fino all'ultimo centesimo. Ecco a voi, chi ti ha preso No, per il culo? non ho capito perché questo scatto di ira davanti agli amici tuoi. Ira, tu sei sceso, io ti Ira. ho detto ciao caro, ho bisogno d'aiuto. No, non mi hai detto ciao caro. E come no, vogliamo vedere le clip? Mi hai E detto poi ti che ammazzo e ti vuoi. butto in acqua? Non dire così, però vedi E come come non dire sbagli. così? Non sbagliare. Io non devo sbagliare, tu sei sbagliato dentro l'officina mia. No, tu non sbagliare, ti ammazzo, ti butti in acqua, non No, sbagliare. vediamo le clip e vediamo se io ti ho No, detto qualche cosa brutta. Perché noi, sinceramente, all'ufficio siamo tutti quello è un educati. ragionamento, quello è un ragionamento. Tu mi stai dicendo che mi ammazzi e mi butti in Io acqua. ti ho detto, Io, se ti ho detto io ti come dico dico un'altra io, cosa, ti che io ammazzo ti e ti butto in ammazzo acqua. io e mo ti butti in acqua io. Sì, sì. Poi usciamo un po', vedi. Ma veramente state facendo? Tu veramente stai facendo Cugino. che sei venuto, Mitro mi prendi per il culo. all'angolino, stati zitto, tu senti a me. Stai zitto tu, brindisino. Ci vedi tu. Oh, vieni qua, avvicinati. Tu con la giacca. No, perché c'è stato un malinteso che noi dobbiamo capire adesso. C'è stato un malinteso fra me e te che loro poi si sono messi in mezzo e ti hanno fatto scattare. E non è così. Io non ti voglio, io non sono uno che voglio portare in assistenza alle persone per quello che hanno fatto, eccetera, eccetera. Tu mi hai capito a cosa alludo, tu mi hai capito a cosa alludo. Finiamo quello che stavamo dicendo e torniamo di nuovo dove stavamo.
E io ho sentito, infatti ho capito male, però poi non è che gli amici tuoi ti hanno aiutato nella situazione, l'hanno peggiorata. No, vabbè, però loro stanno con te, amico mio. Vabbè, comunque, mo torniamo. Tu entri dentro l'officina dell'amico mio, poi lo guardi. Ascolta, siccome siamo puliti tutti quanti, finiamola qua, torniamo in officina. Basta, vi voglio bene pure io, andiamo via. Lasciamo. Amico mio, però tu capisci ma a me, ha fatto No, uguale. no, io non ho fatto nessun guaio. Ci dobbiamo capire. È stata fraintesa la cosa. Stop. Va bene così. Vediamo come stiamo. Quindi che ti serve, caro? Che cosa mi serve? La riparazione del veicolo. Sono andato a sbattere a 5.000 parti. Oh, ciao ragazzo, sto aspettando. Dai, no, manco. Dai, c'è, ti aspettate down. Non c'è senza servizio. Tu sei il padrone di questo posto. Puoi venire qua un attimo, ti devo dire una cosa vecchia. Che purtroppo ti ho trovato te adesso stasera. Prima il fatto che è successo, io praticamente trovo assolutamente cosa del quadro. Tranquillo, raga. Chi sta dentro al negozio, raga? No, non c'è nessuno. deve fare il colloquio. Ah, Ok. dentro il negozio, dentro qua. Sì, sì. C'è uno che deve fare il colloquio, tranquillo, tranquillo. Poi vediamo che... Tipo io. sì. C'è una storia, però? Sì? C'è una storia? Una storia? Una storia. No. Eccola. Sempre quella, ok, ok. L'ho già fatta sta cosa. Sì, sì. Buona, buona. Segui qua. Ok, ti ringrazio. Fammi spostare questo con la macchina bianca dietro, per favore. Posso? Classe G, ma è classe G. E levalo pure tu Sì, lo voglio levare. Oh, calma. Entro Perché devo andare con classe G? Mercedes. Calma, vai. Ok, andiamo. Che cazzo Andiamo, sono visto? seguiteci. Yeah, boh. E vai nel casseggino, Cazzo vedi visto? Che cazzo è sudo? Oh, smontate di tutto, casomai chiama gli amici. Scendi. Scendi dall'auto. Un attimo, un momento. Veloce. Sì, no, un attimo, c'è un problema fuori, aspetta un attimo. Vai, sono sceso, vai. Alza le mani. Vai. Vai, vedo. Togli la pistola. Pistola, coltello, radio, telefono. Ti posso chiedere Vado solo una dentro, dentro. ti posso chiedere solo una cortesia? Oh, G, tu sai dove Se a fine di tutto, Sì. siccome ci sono affezionato, almeno il macete lo posso riavere, Gianni, solo il sai dove macete, venire, solo questo Va mi chiedo. bene, va bene, va bene. Va bene, ora dove devo andare? Vieni, Andate verso quello là. Vai. sopra. Dietro.
Venite nella piscina, veloci. Ragazzi, puntatelo. Va tranquillo. Ma ragazzi, stiamo passando a quest'ora per come sto, non faccio puttanate di certo. No, no, non è quello il problema, portatemi dove devo portare. Io ce lo sto. Bella bella questa porta in treccia. Siedi Giovanotto, siediti. No, vabbè, Ecco, no, voglio- se non mi siedo, perdonatemi, Mettiti là nella sede, davanti Forza. alla Dove devo mettere? davanti Nella alla sedia. sede. Ok. Se non mi siedo, non vi offendete. Vabbè, puoi stare pure là in piedi, non è un problema. Ok, grazie. Vai, Do un'occhiata all'ingresso alzo le io. mani. Vai. Ormai. Qualcuno di voi ha un coltello? No, Sì, ce l'ho io. Ce ok. l'ha un coltello? Sì. Ok. L'ingresso, non sto là con voi. Non sto bene a prendere io. Sono i veicoli, quindi mo mi tengo il KSG. Non le fascette, sei un bastardo. Adesso non me li leva manco Gesù Cristo, sei un bastardo. No, tranquillo, abbiamo Tutto a come posto, le raga. altre. Basta che me le togliete prima di finire Raga. tutto. Tu sai Tranquillo. qualcosa? Chi è che ha Facete sparato? rompere il cazzo. Ma come mangio? Oh, iniziate... Gianni, Ragazzi, come mangio mo? Avesse qualcosa. Dai, non ci vorrà tanto. Perché, no, siccome mi sta tremando tutto, Non ho capito, come no. mangio? Tu che lavori... Allora, Vai, innanzitutto, vai. come ti chiami? Io mi chiamo Franco. Franco Squalo, giusto? Vabbè, sì, questo l'hai dedotto tu perché evidentemente stavi quando ho parlato col proprietario. Se, No. se non sei proprio il proprietario. Non No, lo so non perché sei stavo. mascherato. Non stavo quando E parlavi allora, col proprietario. e allora non lo puoi sapere. No, Non lo lo sapere so. di cosa poi? No, Scusa, e allora non non lo puoi capisco. sapere. Lo so per una cosa che è successa tempo fa. No, non è Non, così come non- funziona. non mi ricordo, cioè, a me è stato detto chi sei. Ma deve essere, come si dice, eh, non dico registrata, capisci a me? Deve essere confermata questa cosa. Vabbè, comunque vai avanti, vai avanti. Ma io appunto ti ho detto tu mi hai detto ti Vabbè, chiami Franco vabbè, e mi io ho chiamo detto Franco, Squalo. Franco Va Squalo. bene, Tu l'hai ok. confermato, io non l'ho confermato. Vai. No, tu hai detto mi chiamo Franco, io ti ho detto Squalo, no? E io ti E dico tu? no. Ah, no. Ok, va bene. Vai. Quindi non sei Franco Squalo. No. Vai avanti, vai avanti. No. Vai. Dico, ti ricordi magari tempo Mi posso fa? alzare dalla sedia? Sì, se vuoi altro, ti guardati pure. No, perché sto seduto un po' scomodo, vai. Mi è stato detto Sì, tempo fa, sì, qualche ser fa, sì, che tu sei sì, appunto venuto fuori l'officina sì. e hai ucciso dei ragazzi. Quello vero, ferito. No, Hai ferito dei ragazzi. no, mi stai sbagliando, non è mai successo una cosa del genere. Io dalla voce che... Ve lo giuro, non è mai successo una cosa del genere. Ok, a me dalla Forse vi voce... state sbagliando con un altro compaesano mio, ma io non ho fatto una cosa del genere. Non lo Perché so, eppure a me è sembrava stato falso. detto da una persona che era là presente. No, ma io non sto criticando la persona che voi state dicendo, io sto dicendo solamente una cosa che io non ho fatto questa cosa, io non sto dicendo che questa persona sia o non sia compaesana vostra, io sto dicendo solamente che io non ho fatto questa cosa, assolutamente. Ma io ero uno di quei ragazzi comunque, però mi è stato detto appunto da questo ragazzo qua accanto a me, che era là presente durante la scena, e lui mi ha raccontato la situazione, mi ha raccontato come eri fatto in faccia e la Ero descrizione corrisponde, Va bene, va bene. quindi
secondo me stai dicendo un mare di cazzate che non eri tu. No, io ti dico che ti stai sbagliando con qualche altro, con qualche altro che mi somiglia, questo dico io. Qualcuno che le assomigli, secondo me è un po' difficile, Difficile specialmente... trovarlo. Insomma, ti posso assicurare che ci sono altri che mi assomigliano molto, molto, te lo posso assicurare. Non lo so, se tutto questo che stiamo dicendo fosse Io non sto determinato dicendo, da... io non sto dicendo che tu stai dicendo stronzate, io No, ti no, sto no, no, dicendo no, solamente, certo, certo. io ti sto solamente dicendo che secondo me stai sbagliando persona, io sono questo, ti dico. Non lo so, io quello che voglio dire è che se questa cosa che è successa, che il mio compare qua di fianco sta raccontando, fosse tipo con delle prove, purtroppo penso che queste prove ci sono. Non lo so. Non hai tu le prove. A me Tu. sì. Sì, Tu come sì, mai No, vai, ma sì. poi tu come mai giri con sta pistola, sto macete in mano? Che cosa... Io, che cosa c'ho? Fai Non c'ho parte di qualche fazione, qualche famiglia. Cioè, dove io, prendi tutte queste armi? Sì, chi, sì, tu. io, Hai un macete, una pistola, cioè... io c'ho il porto d'armi, vuoi che te lo mostro? No, 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 non mi interessa il porto, non siamo No, civili. no, e tu mi hai detto, mo c'hai le armi, e ti mostro il porto d'armi e ti faccio vedere. Ma il macete però no, Il macete non lo credo posso, sia una no, cosa. no, il macete lo posso comprare tranquillamente col porto d'armi, ragazzi, se volete vi faccio vedere tutto. Sì, no, anche senza porto d'armi si può No, comprare. no, no, assolutamente no. Ah, no? Ah No, no? no, ve lo confermo io, ve lo confermo io. Se volete vi do tutte le prove di tutto quanto, ragazzi, Hai capito? se No, porto pistole coltelli di quel calibro, ci vuole il porto d'armi. Se volete vi faccio vedere, ve lo mostro tranquillamente senza problemi. No, no, ma il porto d'armi dico non è che mi interessa. No, fate capire della pistola del no, io macete. sarei curioso in realtà, perché non ho mai visto Beh, un macete. allora Vuoi che te lo mostro mostraglielo a te? Te lui. lo mostro a te, te lo mostro a te, te Mostraglielo a lo lui. mostro a te. Insomma, sì. Vediamo, vediamo. Nel frattempo vediamo se si chiama Franco No, Squalo. io ve lo sto dicendo tranquillamente. Vedi, ti è arrivato? Sì, sì, ho Vedi, dice capito. è portato in Porto d'armi, Franco Squalo. sì, 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 Francosco. Va bene, Non ok. dico puttanate. No, 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 va bene, era giusto per avere una conferma. Poi un'altra domanda volevo farvi. Sì, sì, vai Cosa, avanti. come, visto che non ha lavori illegittimi, roba simile, come si Sì, sì, sì. mantiene qui in città, insomma? Io lavoro al Banco dei Pegni. Ban- Sono il direttore del Banco dei Pegni. Con Ah, dipende intende quello lì, come si chiama? La cosa... Come cazzo si chiama là, il negozio? Il Banco delle l'opportunità. Opportunità, quello vuoi Sì, dire? sì, quello Sì, sì, là. quello lì, sì, Ok, sì, sì. ok, ho capito, ho capito. Io sono il Eh, direttore. va bene, va bene. E Non lo so, allora, perché in realtà secondo me già per mettersi Se, un'arma di no, quella... no, secondo me, vi ripeto, avete sbagliato persone. Però comunque va bene, ok, sì, 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 No, era io giusto per faccio... capire come no, fa no, per no, mettersi... Sa, quelle vabbè, dai, vabbè, macchine... La macchina, come quelle si fa per mettere l'arma facendo il direttore. sai quando l'ho pagata quella Hyundai? 40 anni, 40.000. 40 anni 40.000, no, 40.000 dall'usato. dall'usato e poi non ha nessun'altra macchina se non sbaglio. Oh, vabbè, non so se si può dire, una macchina Bit. Ok, ok, comprate con Bitcoin, La ok. Rolls, sì, la Rolls Oh, Royce. ok, No, no, niente, niente, la Rolls Royce. ho capito, ho capito. Va bene, dai. Comunque stiamo parlando di No, situazioni un po' costose, sinceramente secondo me. mi fa più piacere parlare con voi che con altre persone un po' più ci siamo No, capiti. noi siamo No, persone oneste, no, ma infatti mi fa più piacere parlare con voi che con altre persone un po' più appunto così. perché Massimo, il collega qua presente mi ha fatto la descrizione dell'uomo che mi Eh ha sì, 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 no, atterrato. no, sì, sì, no, Tu immagino, immagino. praticamente corrispondi perfettamente. No, no, ma immagino, avete fatto bene, avete fatto e non bene. vorrei che, Però, scusami se mi permetto, non vorrei che sì, sì, sì. Vai, lei, vai. essendo eventualmente un alto grado in qualsiasi altra cosa che lei faccia, sa benissimo che
non è... cioè deve comunque fare la sua Sì, parte, sì. no? Sì, ma io non sto, allora, io non sto dicendo niente. Io sto solo dicendo che secondo me ha sbagliato persona. Va bene. Ve lo ripeto per la 10ª volta, non è un problema. Mi fa piacere di trovare persone mature di fronte a me. Vi Ok, sto dicendo, secondo me avete sbagliato persona. Poi fate come volete, va bene, pensate come va bene. volete, procedete come volete. Quello vi sto dicendo. Da qui sempre il massimo rispetto da tutti quanti, e come lì abbiamo detto, Lo stesso vale per me come vi siete comportati. altri giovanotti Cosa- tendono sempre a fare un po' di casino e cacciare, qui il massimo E rispetto da tutti quanti. siccome conosco suoi giovanotti, perché ho avuto esperienze, però facciamo finta che non mi devo ricordare, Sì. come si chiama? Ci sono da regolare un po' di questi giovanotti. C'è un po' di gente, sì, che dà Sì, fastidio. no, perché ho avuto esperienze, magari non questa che dice lei, però come si chiama? C'è gente che, scusami, come si No, chiama? tranquillo, tranquillo. Che deve essere regolata. Sì, questo è vero, No, confermo. perché fare A quello perché, già ci no, stiamo pensando. sì, perché fare gli stronzi in momenti che non serve, scusate il termine, non Figurati. serve, non serve. Giusto, è giusto. Perché un conto è parlare con voi, un conto è parlare con delle persone che non si può parlare, non vado oltre, non si può parlare. Vabbè, sì, capisco, capisco. Sapete voi avete i vostri problemi, non mi interessa. No, va bene, dai. Boh, Allora, dai. se vi posso chiedere solo una cosa, Sì. se mi dovete ammazzare, mi ammazzate fuori la porta e chiamate l'ambulanza. Se ci possiamo mettere per favore dall'altra parte. Che Da qua, senso? da qua, da qua. Io ho la clip dove ci parliamo, dice dove che lavora, come si chiama, non si chiama, Vai, che fate quello che dovete fare, Scusami, chiamate ma No, no, devo... no, Ci penso io, no, ci no, penso io, non ci ti devi penso io, nemmeno ci penso scusare, io. vai, procedi, non ti devi nemmeno scusare. Vai, Chiamo già. vai. Sto chiamando, raga. Qua c'è l'anima sua. Vabbè, dai, almeno è stato corretto. Sì, Beh, sì, noi Bravo. possiamo andare. Andiamo, dai.